per completare insomma, la mia presentazione, io per una trentina d'anni sono stato direttore del Dipartimento Pianificazione, Tutela Ambiente del tutto il Dodecaneso, anche delle volte anche le altre isole, anche il Cicladi, e così ovviamente come potete capire sono abbastanza appassionato anche di questo periodo italiano qui a Rodi, nel senso dell'urbanistica, dell'architettura e quello che è stato fatto appunto in questo periodo. Il periodo di Mario Lago, potrei dire, era un periodo molto felice per Rodi. Rodi che poi è un'isola, una città che ha appunto una storia millenaria, una storia molto grande e lunga, e ovviamente sarebbe stato anche difficile che uno intervenisse in una città come questa, però quelle persone che si sono trovate in questo periodo, in quei 10-15 anni qui a Rodi, erano veramente così brave. Non posso neanche descrivere come erano proprio da tutti, dall'ultimo geometra fino a ingegneri, appunto architetti che hanno lavorato in quel periodo, erano veramente dei professionisti molto bravi e hanno fatto una cosa veramente eccellente. Sì, adesso noi non è che l'abbiamo curata come si doveva, ma credo che verrà il momento che vedremo queste cose con un altro occhio e metteremo tutte le cose come si dovevano essere a posto. Io vi parlerò un poco di quello che non si parla tanto, della storia urbanistica di Rodi, perché qui si è trovato una persona molto brava, un architetto, un urbanista molto bravo, e contemporaneamente con lui era anche un archeologo molto bravo. Uno era Florestano Di Fausto e Maiuri. Queste due persone, più degli altri, sono riusciti a fare di Rodi una città che ormai decaduta dal periodo musulmano, perché i 300 anni del dominio musulmano hanno lasciato Rodi, l'hanno impoverita, insomma, ha perso tutto il suo splendore, ha perso tutto quello che era Rodi, insomma, 3 secoli prima. Perché gli ottomani l'unica cosa che hanno fatto è che hanno distribuito la terra fra di loro infatti quando uno arrivava nel 12 a Rodi trovava gente, i greci, erano tutti dei braccianti semplici, perché tutta la terra, tutta la ricchezza apparteneva agli ottomani. Invece le altre isole più piccole erano ricchissime. Per esempio una Simi, che adesso è una piccolissima isola, quella volta nel 12 aveva 20.000 abitanti ed era tanto ricca che certe famiglie, come anche la mia per esempio, davano prestiti all'impero austro-ungarico, cioè i loro soldi erano molti, insomma, e invece qui la gente appena arrivava appunto a vivere con l'agricoltura. Solo le due isole erano sotto l'impero ottomano, Rodi e Kos. Le altre erano in qualche senso libere, erano altri stati. Allora potevano loro, avevano anche dei passaporti, delle cose, erano tutto, i tribunali, le cose erano tutte libere, erano dei paesi, diciamo dentro in un paese. Allora Rodi, sono appena arrivati gli italiani nel 12, hanno visto appunto una città distrutta, una città bella ma distrutta. E la prima cosa che hanno fatto ancora prima ancora quando erano una forza occupante, insomma, dell'isola, hanno cercato di fare le prime cose che dovevano fare, cioè strade, fognature, portare l'acqua, che i turchi facevano solo delle fontane per attingere l'acqua, non avevano acqua nelle case, ovviamente la città aveva bisogno di tutte queste cose.
e tutto quello che c'era prima, nel periodo diciamo ellenico, era tutto distrutto, non c'era più niente. Allora sulle strade di Fausto, con l'arrivo, appena arrivato appunto qui Mario Lago, la prima cosa è di trovare queste persone, perché lui era come dire, un governatore, ma un governatore filosofo. Era una persona di quelli, come quei grandi imperatori romani, filosofi, insomma, che voleva governare con modo giusto, ed è riuscito a volersi bene da tutte le popolazioni che c'erano qua, che poi c'erano tante, solo c'erano i turchi, erano gli ebrei e così via. Lui è riuscito a comportarsi con tutti con un modo, insomma, equo con gli italiani e così via. E allora entro nelle cose allora a quel periodo si deve ricordare ancora un'altra cosa. Dopo la prima guerra mondiale l'Italia aveva sotto il suo dominio anche tutta la parte sud occidentale dell'Asia Minore. Allora Rodi si trovava in un centro di un dominio italiano molto vasto, e Mario Lago appunto ha pensato di fare di questa Rodi il centro direzionale di tutta questa area, che poi si deve pensare a quel periodo che l'Italia appunto per questioni geopolitiche mirava anche al Medio Oriente. Allora siamo in un posto appunto molto sensibile, si può dire, e molto da punto di vista geopolitico molto importante. E allora ha cominciato Mario Lago a trasformare questa città appunto in una città che avrebbe diretto tutto insomma quest'area. E ha trovato una città vecchia, questa città vecchia, la città vecchia, la città antica, che era la città medievale, quella dei cavalieri. E per prima volta nella storia dell'urbanistica non viene una città così come questa, non viene toccata. A Roma le città italiane, si sa che aprivano strade grandi, passavano e le mura le distruggevano quasi tutto, perché doveva venire il nuovo, insomma, la macchina, il coso, doveva essere più trasporti, più cose. Invece qui a Rodi, per prima volta nella storia dell'urbanistica, una città murata viene lasciata integra, e non solo, anche a un secondo tempo dopo veniva anche tutelata. E poi con una intelligenza veramente unica, questo Maiuri ha costruito una commissione la quale ogni volta per ogni edificio dava una soluzione diversa, cioè non hanno mai fatto un piano regolatore per la città vecchia, era veramente una cosa molto intelligente. Hanno fatto un piano regolatore solo alla nuova città, che non hanno toccato neanche le parti dove abitavano i greci, che si chiamavano Marassia, cioè erano dei borghi un po' sparsi, diciamo, e neanche quelli non sono stati toccati. Hanno fatto solo quello che era spazio libero. Là sono intervenuti e hanno costruito questa bellissima città che vediamo adesso, che è nel nord della città vecchia e un po' verso ovest, cioè hanno iniziato dal monte di Modesmith cosiddetto fino a tutta la parte, arrivare fino a Mandrachio, che era il porto, insomma, non porto per grandi navi, ma era solo per piccole navi e così via, e hanno costruito dopo appunto anche il porto per navi più grandi, che era dall'altra parte. Hanno fatto tutto. In questa area, nella parte sud, hanno costruito tutte le caserme, la caserma Regina, la grande caserma, tutte le caserme dei carabinieri, delle cose, e nel nord hanno fatto le case di chi
è venuto a lavorare qui dall'Italia come impiegati nelle statali e così via, e anche come dirigenti e così via, e hanno fatto anche tutto il centro che conosciamo, che possiamo vedere adesso. E quello che è straordinario è che hanno progettato tutto, dal porimano della scala fino a tutto l'edificio. Ci hanno fatto delle cose veramente bellissime, dalle lampade sulle strade, dalle lampade dentro nelle case, dalle sedie, insomma, cioè, tutto è stato progettato e disegnato da loro con un modo veramente eccezionale. E poi finisco, perché ovviamente se vado avanti possiamo dire tante cose. Volevo solo appunto dare uno spunto, cioè una cosa come è stata questa storia, la storia di oggi. Parlare dell'architettura si vede, magari qualcuno ha detto che Mario Lago ha fatto la politica, cosiddetta politica della pietra, nel senso che ha voluto fare come gli antichi romani dei grandi edifici per imporre la sua sovranità, ma può essere anche questo, però il risultato è veramente una cosa bellissima e rimane, e tutti quelli che lo vedono anche adesso la città di Rodi ovviamente rimangono esterrefatti dal risultato. Sono certo che qualcuno avrà qualche domanda da farti. Se qualcuno ha qualche domanda da fare, penso che l'ingegner Farmachiti si risponderà volentieri. Abbiamo degli urbanisti qua, c'è l'architetto Valentino, l'architetto Osti, sono geometri, e quindi sfogatevi.